e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Questa mattina parleremo di organi legati alla città di Padova come strumento musicale inteso. Infatti il titolo della trasmissione è proprio Padova Urbs Organi, Padova città degli organi. Per farlo abbiamo con noi la direttrice artistica di una manifestazione che accompagna lungo tutto l'anno la città di Padova, si chiama Opificium Musiche, la fabbrica della musica, ed è la maestra Viviana Roboli. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Grazie. Maestra d'organo anche, sì, oltre ad essere direttrice artistica della rassegna. Certamente, sì, io sono organista e dal 2021 ho preso la direzione artistica del centro organistico padovano, che comunque organizza concerti d'organo dal lontano 1987, quindi è una tradizione veramente consolidata ormai nella città di Padova, ma io da 3 anni ho preso, anzi ormai questo è il quarto, e ho preso la direzione artistica appunto di questo festival che si sviluppa in 3 momenti dell'anno, in ottobre ed in maggio presso il santuario della Madonna Pellegrina e in marzo al Collegio Mazza nella chiesa di Sant'Antonio Abate. Che bello, è anche un luogo, un modo per visitare 3 organi diversi, 2 organi diversi in realtà, perché appunto sono due si tengono in un luogo dove c'è lo stesso organo ovviamente, sì. E della città di Padova, che ne conta moltissimi in realtà. Sì, certo, e infatti il mio intento è proprio quello di valorizzarli un pochino tutti. Di anno in anno? Sì, esatto. Grazie anche all'appoggio dell'assessorato alla cultura, il dottor Andrea Colasio, che si è visto entusiasta di questa idea. Lo credo, perché nella storia di Padova anche appunto gli organi hanno un ruolo importante, ci sono proprio dei costruttori anche legati alla storia della città e comunque del Veneto e non solo, anche perché diciamo che un po' tutto il paese ha delle storie musicali molto belle. E questo è una rassegna un po' particolare perché si chiama proprio Opificium Musiche, che vuol dire fabbrica della musica sostanzialmente, e ci svela anche molte cose sia dell'organo come strumento musicale ma anche della composizione per organo. Esatto, l'idea di quest'anno è stata proprio quella di focalizzarsi sull'idea della costruzione, perché spesso le persone pensano che la musica sia un linguaggio così lontano, no? E avulso e tanto, sì, è alto e aulico. È difficile comprendere come siano nate certe pagine di musica effettivamente, esatto. Tanto belle sono, parliamo anche di composizioni per organo che anche all'ascolto non sono facilissime da decifrare. Esatto, ma il principio è proprio quello costruttivo, cioè mattone su mattone, ed infatti durante i nostri concerti, ad ogni concerto gli artisti che vengono invitati proprio spiegano al pubblico, smontano, diciamo così. Esattamente, smontano i programmi, i brani musicali e ne svelano, ecco, proprio gli aspetti costruttivi, partendo proprio dal mattoncino di partenza. Infatti abbiamo anche avuto 2 concertisti, uno nel mese di ottobre e uno nel mese di marzo, che hanno anche eseguito delle improvvisazioni dal vivo basandosi su temi suggeriti proprio dal pubblico, e quindi da lì hanno fatto proprio vedere al momento come da una piccola cellula, poche note, nasce proprio un'armonia, proprio tutto un intero brano musicale. Che bello, ecco, questa è una cosa che sicuramente è molto particolare della vostra manifestazione, che non abbiamo detto è proprio di questi giorni, venerdì 3 maggio il primo concerto con coro e orchestra del Liceo Musicale Concerto Marchesi di Padova. Questa volta, per questa fase della rassegna, sono i giovani protagonisti. Esatto, per il mese di maggio sarà un po' per la primavera e la freschezza, diciamo, proprio l'idea di rinascita, no? Della primavera. Ho pensato di incentrare tutto sui giovani, quindi il coro e orchestra del liceo musicale, coro e orchestra del conservatorio del Pollini
e due giovani organisti. Alice Nardo, tra l'altro, ha studiato con il maestro Pierpaolo Turetta al Conservatorio Pollini, poi si è trasferita in Francia dove si è perfezionata e ora vive e lavora lì, però ho avuto piacere di poterla riavere. Adesso mi spiego anche di questo inserimento all'interno del concerto di Fauré, e anche diciamo è un concerto un po' particolare ed è una cosa che io amo moltissimo, la musica che nasce qui dal Veneto, musica quindi almeno da quello che vedo qui avete Tartini e Vivaldi durante il primo appuntamento? Esatto, il primo appuntamento e praticamente il programma si divide in due parti, quindi una prima parte un po' più antica, insomma, perché i compositori saranno Giuseppe Tartini, che appunto per Padova ovviamente è molto importante, e Antonio Vivaldi. Tra l'altro di Tartini verranno eseguiti dei brani per solo coro, quindi molto interessanti, anche poco eseguiti. E anche di Vivaldi saranno eseguiti invece dei brani per orchestra d'archi e con solisti, flauto, 2 violini e 2 violoncelli. Quindi il concerto per 2 violoncelli e quello per flauto e archi, opera 10 numero 5, non sono così appunto conosciuti come sarà un'occasione, esatto, un'occasione per conoscerli. E poi Fauré ho visto. E dopo la seconda parte naturalmente è legata a Gabriel Fauré, di cui ricorre il centenario dalla morte. L'esecutrice vive in Francia, quindi meglio di così. No, questa l'esecutrice è Alice Nardo che suonerà il 10 maggio. Ah, è quella del 10 maggio. Anche lei eseguirà Fauré, sempre in omaggio appunto a questo compositore, ma qui stiamo parlando invece del primo concerto che è quello con il coro e orchestra del Liceo Musicale Marchesi, esattamente. Con Renzi Agrombo e direttore Alessandro Fagioli. Esatto, e anche Andrea Dainese, maestro concertatore. Ecco, vorrei proprio sottolineare questa bellissima collaborazione con il Liceo Marchesi e con il Conservatorio Pollini, proprio con l'intento di valorizzare queste realtà musicali accademiche, formative della nostra città, che veramente sono delle eccellenze, perché le orchestre e i cori di queste due appunto istituzioni veramente meritano, sono proprio meritevoli di essere ascoltate e veramente hanno un livello di preparazione insomma non da poco, soprattutto per quanto riguarda il liceo musicale, che insomma sono ragazzi dai 14 ai 18 anni. Il conservatorio chiaramente parliamo di una preparazione accademica, quindi però veramente è un livello molto alto. Smontando uno si può cercare di fare qualche esempio, di smontare qualcosa, non so, Tartini o Vivaldi? Diciamo che per i brani organistici sarà forse più semplice, perché magari allora i brani orchestrali sicuramente parleranno magari ecco, della forma, perché la forma musicale è appunto la base di partenza, è come dire l'architettura. Per quanto riguarda i brani organistici sicuramente ci sarà modo di trattare in maniera più capillare questo aspetto, soprattutto ad esempio, faccio un esempio, appunto l'organista Alice Nardo eseguirà sempre di Maurice Duruflé, che è un autore francese dei primi del Novecento, nato nel 1902, che farà un preludio e fuga sul nome di Alain. Alain è stato un grandissimo compositore organista francese, Jean Alain, e Maurice Duruflé ha creato questo preludio e fuga utilizzando proprio il nome Alain, secondo la nomenclatura delle note anglosassone o germanica, no? Per cui a ogni nota corrisponde una lettera, e quindi lui, trasponendo queste lettere in note, ha creato proprio la base di questo brano musicale. Quindi questo proprio è un esempio molto un messaggio in codice semplice, praticamente, un messaggio incriptato all'interno della partitura musicale. Non è una cosa così inconsueta che ci fossero appunto dei messaggi, la musica potesse trasmettere anche dei messaggi. Pensiamo anche in epoche in cui la libertà
di parola non era particolarmente facile non c'era praticamente, alla musica venivano affidati molti messaggi criptici anche. Certamente. Beh, comunque anche lo stesso Johann Sebastian Bach nella sua opera Summa, l'arte della fuga, e in una delle fughe lui inserisce il suo stesso nome, cioè B-A-C-H, e su queste note poi tantissimi altri compositori hanno scritto su questo nome, ovviamente. Noi vediamo quelle delle tastierine che sono magari D, R, G, le F. note sono dalla A, che è il La, B, C, C, D, E, F, G. Però poi appunto andando, vabbè, è un po' complesso adesso il discorso, sì. No, poi si usa anche la H. La L e la N, mi domandavo che note fossero. No, ma appunto adesso è un discorso forse è un discorso un po' lungo, complesso, va bene, sì. Allora ci fidiamo Comunque, di lei sulla parola. Se si verrà ai concerti verrà ci sarà una spiegazione molto dettagliata. Allora abbiamo il 3 maggio, poi il 10 maggio con Alice Nardo, venerdì 17 con Alessandro Giulini. Esatto, un giovane organista lombardo questa volta, che si è diplomato al Conservatorio di Trento, molto bravo, emergente, quindi insomma, abbiamo piacere di E poi il coro all'ensemble il 24 maggio per chiudere del Conservatorio proprio. Esatto. E per loro cosa avete strutturato? Per loro, allora, il programma devono ancora farmelo avere, il programma esatto, ma sicuramente saranno musiche di Johannes Brahms, e quindi anche perché questo compositore anche è veramente eccezionale dal punto di vista proprio formale, e poi ha scritto dei brani per coro veramente interessanti, che fondano le sue radici proprio nella musica di Johann Sebastian Bach, per quanto riguarda l'aspetto proprio di come tratta il coro, e quindi anche per questo sarà molto interessante. E invece sullo strumento in particolare che c'è nel santuario della Madonna Pellegrina, possiamo raccontare qualcosa? Certamente, per la città di Padova è veramente uno strumento interessante. Lo strumento originario, o meglio il nucleo storico, è della ditta Mascioni di Cuvio, e risale al 1923. Era lo strumento dell'allora liceo musicale Pollini, quello che poi divenne conservatorio, no? E quando però appunto il Pollini cambiò sede, quest'organo risultava troppo, diciamo, piccolo, era un organo a 2 tastiere, a trasmissione pneumatica, e quindi era stato dismesso e accantonato. Nel 1986 l'allora parroco della Madonna Pellegrina, Don Rigoni, acquistò questo strumento e chiamò la ditta Leorin di Padova per ampliarlo di una tastiera e rimontarlo con una veste, la veste, diciamo, il vestito, praticamente la veste, diciamo, estetica è stata curata dall'architetto Liborio Mastrosimone, e quindi gli è stata data una nuova vita, e quindi per la città è veramente interessante. Tra l'altro la cassa vecchia in legno, bellissima, tutta intagliata, è stata sistemata nella cappellina laterale della chiesa, dove è stato alloggiato un organo che era preesistente in chiesa, che però purtroppo adesso non è funzionante, però è stata recuperata. Sì. Quindi se si vuol vedere com'era una volta l'organo del conservatorio, basta andare in quella cappellina, e l'estetica è sostanzialmente Tra l'altro Viviana Romoli è stata protagonista anche in questi anni di varie rassegne, ovviamente sempre nell'ambito di questa manifestazione, ma anche di altre manifestazioni a Padova e nel Veneto, e mi raccontava che avete anche visitato gli organi, siete andati a vedere come funzionano, che credo sia una cosa che affascina tutti, perché è un suono
Intanto una tecnica complessa e poi non ci sono tantissime donne, credo, che fanno le organiste. Beh sì, sicuramente meno degli uomini, però esatto. ci sono Però rimane sempre affascinante quando si vede suonare l'organo, capire appunto come ci si muove tra queste diverse tastiere, i pedali. Ce lo vuole raccontare un po' lei? Ecco, tra l'altro la bellezza dell'organo è che mentre altri strumenti, per quanto possano differire sì, di qualche misura, i violini, ma sostanzialmente lo strumento il è legno, quello, che ne so, chiaro, dei chiaro, materiali, però effettivamente il violino è quello, sostanzialmente quello. il pianoforte è quello, ce n'è uno fatto meglio, uno fatto peggio, ma sostanzialmente è quello, ha sempre lo stesso numero di tasti, ha diverse misure, ma è quello. Invece l'organo, no, non esiste fisicamente un organo uguale a un altro. E perché? Perché? Perché intanto l'organo, vabbè, è una macchina molto complessa e soprattutto l'organo è uno strumento che proprio parla, perché veramente c'è un mantice che pompa l'aria e l'aria esce da un foro che è proprio chiamato bocca. Bocca, certo. E ogni voce si attacca. Ogni scuola costruttiva, diciamo, aveva una pronuncia proprio diversa, ma probabilmente anche in base alla lingua che veniva parlata in quel paese, ma anche in base ai materiali che avevano, ma in base a diversi Tante fattori. storie. Il fatto sta che esistono tantissime scuole organarie, poi chiaramente si è evoluto nel corso dei secoli l'organo e comunque l'organo può essere a una tastiera, a 2, a 3, a 4, con pedaliera piccola, estesa, quindi in base all'organo che uno trova può suonare un determinato repertorio, quindi una musica del Cinquecento magari non la vado a suonare all'organo della Madonna Pellegrina, che invece è un organo a 3 tastiere di impostazione sinfonica, quindi più moderna, diciamo. E hanno una lunga vita questi organi, perché so che non è facile la manutenzione e purtroppo si rovinano, è costosissimo il restauro degli organi. Infatti, però è auspicabile e comunque gli organi che abbiano più di 70 anni vengono tutelati, proprio sono dei beni tutelati dalla soprintendenza e per cui il restauro non solo è auspicabile, ma deve essere fatto solo da personale qualificato, esperto ed è molto importante, perché questo gli rende la vita poi, non dico eterna, perché nulla su questa terra è eterno, però insomma abbiamo comunque strumenti del Cinquecento che dopo opportuno restauro qual è il suonano. più antico che abbiamo? Che domanda difficilissima, beh, però ci sono molti organi anche del Settecento, c'è un organo Callido o ad esempio al Carmine c'è un organo De Lorenzi restaurato da poco, beh, ma lo stesso organo del Duomo comunque c'era una base antica sempre di un organo Callido, quindi insomma. Io ho sempre pensato che il suono dell'organo lo dessero solo le canne, invece è proprio anche la macchina che... No, cioè il suono viene dalle canne. Sì, sì, certo, però diciamo che lo strumento vero e proprio, che è quella specie di pianoforte con tante tastiere, insomma, sostanzialmente, quello fa la differenza anche nel suono, nell'estensione e nella... Però il suono lo fanno le canne effettivamente, sì, certo. Quello che magari non si conosce e non si sa è che le canne non sono solo quelle che vediamo in facciata, ma dietro ce ne sono tante altre e quello più che altro. È bello visitarli, infatti mi raccontavano di questo particolare che non è che quello che si vede sia l'organo, dietro c'è tutta una costruzione magari di 200 canne. Sì, come no, infatti. Sì, anche perché poi le canne non è che hanno tutte quella forma lì, in base alla forma, ovviamente in base alla misura si ottiene la singola nota, però in base alle misure e proprio alle dimensioni della canna si hanno suoni diversi. Poi ci sono canne
ad anima, canne ad ancia, che quindi imitano proprio i suoni degli strumenti ad ancia e funzionano proprio come uno strumento ad ancia, cioè c'è una certo. linguetta metallica. E infatti ci sono che anche delle tastiere poi per selezionare il tipo di... No, in realtà le tastiere corrispondono a un corpo praticamente d'organo. Per selezionare le varie voci ci sono i pomelli dei registri sì, o dipende da manette, che allora pulsanti. mettono in funzione proprio quelle canne che danno il suono appunto degli strumenti a fiato piuttosto che altri suoni. Mandano l'aria a una determinata fila di canne che suona in un determinato modo. Quindi l'eccezionalità è proprio la ricchezza di colori, di suoni. Tra Quindi l'altro anche la composizione potrebbe essere modificata e potrebbe non essere mai la stessa a seconda di chi la suona e di come sceglie di azionare queste, di dare il suo timbro, insomma, esatto, il certamente, colore. certamente. E, tra l'altro il sabato scorso, il 20 aprile, abbiamo organizzato una visita proprio sempre in quest'ottica di avvicinare il pubblico proprio materialmente alla musica e quindi agli strumenti, una visita alla ditta Fratelli Ruffatti di Padova. E lì è stato veramente molto interessante perché le persone hanno potuto vedere passo passo proprio come si costruisce uno strumento. Tra l'altro la ditta Ruffatti è veramente una delle poche in Italia che costruisce tutto proprio dalla lastra per fare poi le canne, tutte le parti di legno, tutto. Deve essere stato molto bello andare a vedere, anche soprattutto per lei che poi dopo ha dedicato tutta la sua vita all'organo, andare lì a vedere... Beh, io l'avevo già vista varie volte, però accompagnare le persone e vedere l'entusiasmo di queste persone, tra l'altro c'è stata una risposta molto positiva proprio, abbiamo avuto tantissime richieste che non abbiamo neanche potuto soddisfare perché i posti erano limitati. Naturalmente. Ma veramente è stata una bellissima esperienza per le persone, quindi speriamo di poterla ripetere. Assolutamente, anche una liuteria, so che avete visitato qui a Padova per mostrare appunto come nasce il suono nei diversi strumenti musicali. Esatto, a partire proprio dalla materia prima, cioè dal materiale nudo e crudo, e il maestro Medaglia ci ha proprio spiegato davvero con una spiegazione proprio affascinante, proprio come partendo dal tocco di legno si arriva proprio al suono. Anche ogni volta che passo in questa via padovana, via Gregorio Barbarigo, esatto. E vedo da fuori questa liuteria, cioè già vedere a vedere le vetrine rimani affascinato di sapere cosa sta succedendo all'interno, sembra di tornare indietro di secoli, effettivamente. È un lavoro certosino, artistico, artigianale, molto, molto bello e interessante. Infatti. Tutti i pezzi di legno che vengono selezionati, invecchiati, sentono come suonano, l'anima che hanno, molto molto bello infatti. Allora, tornando alla nostra musica, ricordiamo intanto che venerdì 3 maggio c'è il primo di questi appuntamenti che sono, come avete potuto penso ormai capire, imperdibili perché saranno unici per la musica che viene suonata, per la spiegazione che ne verrà data, per l'insieme delle conoscenze che si avranno proprio in materia musicale e dello strumento e della storia della musica, quindi diciamo che ci aspettiamo un bel po' di gente. L'ingresso è libero, ho visto tra l'altro. Sì, è gratuito, certamente. E quindi a maggior ragione non si può mancare a questi incontri serali, insomma speriamo che il tempo sia anche un po' più clemente così possiamo stare tutti fuori con un po' più di tranquillità. Invece la sua vita professionale com'è? A cosa si sta dedicando come organista? Beh, intanto l'organizzazione ovviamente di questa rassegna è prende moltissimo tempo. E poi vabbè, ho i miei concerti, io vado abbastanza in giro, più che altro nel nord Italia, anche centro devo dire, e quindi con piacere partecipo ad altre rassegne di colleghi alle quali vengo invitata naturalmente. E, e che cosa preferisce suonare? Quali sono i suoi pezzi preferiti?
Beh, anche lì dipende dallo strumento che trovo. Io amo moltissimo il repertorio romantico francese, però non è sempre possibile, quindi a volte sono andata in Francia, allora lì ho potuto esprimermi da quel punto di vista. E se no qui moltissimo suono su strumenti storici, ottocenteschi ma anche settecenteschi, o anche mi è capitato strumenti più antichi, allora lì veramente senti una poesia particolare, soprattutto mi preme ricordare l'organo Antegnati di Santa Barbara a Mantova, ed è stato veramente commovente, perché pensare che su quella tastiera, proprio i tasti quasi proprio solcati, e pensare che Cavazzoni aveva messo lì le sue mani, e vedere queste portelle affrescate, un'esperienza davvero commovente. Quindi ho come l'impressione che sia uno strumento che ti domina, ti rapisce l'organo nel mentre suoni, cioè la razionalità forse diventa meno importante, deve esserci un rapporto fisico con lo strumento. Senz'altro, però è proprio l'opposto, purtroppo, cioè lui ti domina nel senso che lui ti dice in realtà che tocco devi utilizzare anche come sonorità, come amalgama, magari in base alla disposizione fonica che uno legge ti fai un'idea, poi invece quando vai lì no, la devi un po' cambiare, quindi lui ti domina, però in realtà sei sempre tu che proprio lo devi dominare, e questo è il controllo, è una dei fattori più importanti per essere. E lei com'è diventata organista? Che cosa l'ha colpita e che cosa l'ha affascinata? Allora, mi hanno colpito, allora io fin da piccola ho sempre voluto studiare pianoforte, mi sono trovata la prima insegnante da sola perché mia mamma era pigra e non me la trovava, e quindi sempre, appunto, infatti ho preso prima il diploma in pianoforte. Proprio. Però una volta mi portarono proprio i miei genitori a un concerto d'organo dove ascoltai il maestro Pio Nocilli, e io rimasi totalmente rapita ed affascinata. Lui era un uomo abbastanza piccolino, mingherlino, e aveva quindi questi piedini piccoli che si muovevano con tanta grazia, e io veramente rimasi così affascinata proprio da questi piedini, e quindi ho detto no, io voglio fare quello, e quindi insomma e da lì hai iniziato con la stessa determinazione, immagino, a convincere i genitori a cambiare insegnante. Sì. No, ma io prima mi sono diplomata in pianoforte. Quindi. E poi piano piano si è avvicinata all'organo. Esatto. No, perché molti cominciano da ragazzi, magari cominciano appunto nelle chiese. Ma infatti io quello lo facevo comunque, però così. Quando appunto sono stata rapita proprio da questo movimento, dopo mi sono approcciata anche al repertorio che amo moltissimo, e poi abbiamo solo un minuto prima di chiudere la trasmissione, non so se magari lei vuole dire qualcosa in più rispetto alla rassegna, o qualcosa che magari abbiamo evidenziato poco. Beh, allora, quello che mi preme dire sono le collaborazioni, ecco, che ho, allora, principalmente il Comune di Padova che ci dà il patrocinio, l'Assessorato alla Cultura che ci dà il suo contributo fondamentale, ma che sentiamo proprio che supporta, ecco, le nostre idee. E poi Asolo Musica, Veneto Musica, e il circuito Cantantibus Organis, quindi il circuito organistico regionale, assolutamente, che anche loro ci supportano. E poi appunto la collaborazione veramente importante con il Liceo Musicale Concetto Marchesi, con il Conservatorio Cesare Pollini, e da quest'anno con il Collegio Mazza, naturalmente, che ci ospita nel mese di marzo per la rassegna bellissima su quell'altro strumento che non c'è più tempo per parlarne, però è veramente interessante. E poi da quest'anno, dicevo, con l'associazione Italia-Armenia per l'amicizia italo-armena. Tra l'altro abbiamo celebrato proprio in questi giorni proprio il 24, infatti, del genocidio armeno. E devo dire una bellissima collaborazione. In marzo ho invitato un organista francese di origine armena, e da lì è nata questa nostra collaborazione.
Bello, Quindi, molto anzi, bello. se Quindi mi posso... cresce sempre questa rassegna. Esatto, se mi posso permettere, il 1° maggio ci sarà un evento proprio dell'Associazione Italia-Armenia, tutta dedicata con un concerto dedicato proprio a musica Sempre armena. al santuario? No, 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 sarà una messa, beh, ma si trovano gli eventi su, basta vedere Italia-Armenia. Allora, io ringrazio veramente Viviana Romoli di essere stata con noi questa mattina e di averci svelato veramente tante cose della sua passione, del suo lavoro e del suo impegno artistico, e vi invito tutti ad andare numerosi a questa rassegna che si chiama appunto Padova Urs Organi Opificium Musiche Fabbrica della Musica. La locandina l'avete vista e quindi prendete l'appuntamento, anzi il biglietto. Grazie, arrivederci. Grazie. Buona giornata.